Benvenuti, bentrovati allo Speciale Medicina. Quindi ormai siamo nel pieno della contagiosità da Omicron. È pur vero che la Delta comunque esiste ancora e rappresenta tutt'oggi la forma più aggressiva, però da quel che si evince dalla sintomatologia raccontata dai contagiati, e sono tanti i contagiati in questo momento, ecco, l'Omicron dà una sintomatologia davvero simile influenzale, ma questo anche perché sono esistiti ed esistono per nostra fortuna i vaccini. Dobbiamo ammetterlo, i vaccini ci stanno salvando la vita. Purtroppo, ahimè, molti dei ricoverati rappresentano una grande fetta in percentuale nelle terapie intensive, è rappresentato dai non vaccinati. Questa è una grande tristezza che speriamo possa essere chiusa al più presto. Del resto c'è un decreto legge che sta andando in corso ed è abbastanza rispettato, anche perché la vita sociale verrebbe chiusa se gli over 50 non dovessero vaccinarsi. E questo, diciamo, sta creando anche dei piccoli disagi logistici, ma comunque le ASP si stanno organizzando. Nessuno era preparato a quello che è accaduto da 2 anni in qua, però ecco, abbiamo sperimentato delle soluzioni comportamentali, delle metodologie di approccio anche per quel che riguarda l'isolamento fiduciario, la quarantena, insomma, e in questo momento stiamo parlando di bollettini. I bollettini sono ovviamente riferiti a un rialzo del contagio, però c'è da dire anche, si è sentito in questi giorni, che nelle farmacie non si trova più lo Zitromax, che è un antibiotico, fa parte di una famiglia di sostanze naturali che si chiamano macrolidi, e praticamente questo antibiotico è un antibatterico che interviene in alcune patologie, soprattutto affezioni dell'apparato respiratorio, ma in realtà l'AIFA non lo ha mai consigliato come terapia di supporto nel contagio da Covid, anche perché potrebbe causare una batterioresistenza, quindi effettivamente non è stato mai consigliato da nessuno, però la gente lo ha anche preso in farmacia, anche il generico, per prevenire l'eventualità di un contagio, ma dico effettivamente adesso il Covid dà un'affezione diciamo passabile e possibile dal punto di vista clinico. Ecco, cerchiamo di stare tranquilli, cerchiamo di non fare delle corse assurde a farmaci che non danno assolutamente un beneficio di guarigione, se non quello di aspettare la naturalità della stessa, cioè dell'infezione, che possa andare via il più presto possibile, e questo è un augurio che io ovviamente vi trasferisco attraverso il piccolo schermo. Comunque iniziamo subito la trasmissione. Io vi presento i miei ospiti in studio, con me il professore Carmelo Sciumè, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale ed endoscopia e laparoscopia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Benvenuto. Grazie. E insieme al professore Carmelo Sciumè il dottore Domenico Alaimo, medico veterinario presso il Dipartimento Veterinario di Prevenzione dell'ASP di Agrigento. Benvenuto. Buonasera. E allora, professore Sciumè, quello che noi abbiamo lasciato prima della pandemia ovviamente lo riprendiamo, mai abbassare quella che è l'attenzione, la soglia di attenzione nei confronti di patologie che, scoperte in ritardo, ovviamente segnano la nostra vita. E quindi dobbiamo parlare della prevenzione del carcinoma del colon retto e non solo, però dico, ecco, iniziamo a dare anche un'informazione su quello che è il carcinoma del colon retto. Grazie dell'invito. Il cancro del colon retto purtroppo non ha subito delle inflessioni in questi anni, perché si registrano ogni anno circa 53.000 casi all'anno, e purtroppo il 25% di questi casi si manifestano con una occlusione intestinale. Quindi il primo sintomo in un paziente su 4 è l'occlusione intestinale. Questo pregiudica a parità di grado la prognosi sia quod vitam che quod valetudinem. Ora, nella prevenzione noi non ci siamo in realtà mai fermati. L'assessorato è stato molto sensibile, così come i nostri dirigenti dell'ASP, dal direttore generale al centro di prevenzione, ai medici che nonostante diciamo molte difficoltà sono attivi e dobbiamo ringraziarli tutti
gli operatori sanitari, medici, infermieri, portantini, perché nonostante queste calamità naturali che ci stanno assalendo, non ci siamo mai fermati nello screening. Cioè la pandemia non ha portato un arresto, comunque un soffermarsi un attimo su quella che è la prevenzione, ecco, cioè è andata avanti questa nei confronti del carcinoma del colon retto? Sì, non si è fermata perché erano delle direttive specifiche dell'assessorato. Noi abbiamo, come ha detto la Società Italiana di Chirurgia, abbiamo ridotto dal 50 all'80% gli interventi chirurgici, ma non quelli per i tumori. Anche se qualche volta pazienti che hanno necessità di una eventuale terapia di ricovero in terapia intensiva post intervento chirurgico abbiamo dovuto aspettare qualche giorno perché i posti erano occupati. Per cui avendo i posti occupati dovevamo aspettare perché nella eventualità della necessità di una terapia intensiva post intervento non avevamo dove poi allocarli. Professore, però le volevo chiedere una cosa, ma in questi 2 anni si è verificato un calo dell'emergenza, che fosse addome acuto, quando c'è il dolore non si può resistere, si va in ospedale, però dico, ecco, nelle occlusioni c'è stata gente che insomma ha perso tempo proprio perché aveva paura del Covid, perché i percorsi erano un po' travagliati, insomma sono stati un po' difficili per tutti? Ma per certi versi sì, ma nella patologia colorettale, quando c'è un sanguinamento, e il sangue fa paura a tutti, uno va in bagno e si trova il vaso sporco di sangue, subito o c'è pandemia, non c'è pandemia, va subito dal medico. E l'altro diciamo, sintomo preoccupante è quello della occlusione intestinale. Il paziente non può andare in bagno, non può emettere gas, per cui questi liquidi solidi e gas si accumulano, non possono essere espulsi, per cui piano piano salgono sino a quando poi vengono eliminati con il vomito. E allora in questi casi pandemia o non pandemia che regge, il paziente va a pronto soccorso. Per altre patologie so che c'è stato qualche caso di diciamo, un dolore toracico che poteva simulare un infarto e magari hanno ritardato qualche giorno e poi hanno avuto problemi. Ma per quanto riguarda le patologie diciamo, di appannaggio chirurgico acute, no. Questo no. E allora, noi abbiamo sempre dato una grande attenzione al carcinoma del colon retto, però il colon, il nostro intestino, è tantissimo, ha un inizio e ha una fine. E spesso trascuriamo delle patologie che possono verificarsi nella porzione finale, cioè a livello anale. Ecco, il carcinoma dell'ano è un'evenienza possibile, professor Ciumè? Sì, purtroppo sì, però diciamo, poiché il tipo di epitelio, cioè il rivestimento esterno è embriologicamente diverso. Perché mentre l'ano è formato da epitelio cutaneo, quindi squamoso, il carcinoma è un carcinoma squamoso, mentre a distanza di 2 cm, 3 cm più interno, che diciamo, è la parte finale del grosso intestino, cioè il colon, che è lungo 1,80 m, più o meno 10 cm. Una volta sui libri c'era scritto che ad estenderlo avrebbe raggiunto le dimensioni di un campo No? da tennis. Insomma. Eppure c'era scritto. Io l'ho letto. Forse quello di Polifemo sì. Per cui diciamo che a distanza di pochi centimetri la differenza dell'epitelio di rivestimento dà origine a un altro tipo di tumore che si chiama adenocarcinoma. Quindi l'adenocarcinoma sino al retto. Subito dopo inizia l'ano e l'ano è formato da epitelio squamoso non corneificante e quindi dà origine al carcinoma cosiddetto squamoso. Spesso si confonde retto con ano, Sì. Cioè la gente non fa questa differenza, pensa che l'ano sia il retto e che il retto sia l'ano. L'ano è la porzione finale in cui ci sono delle strutture ben precise, gli sfinteri, che sono 2, che servono a trattenere diciamo, le feci e i gas.
tranne nei bambini o negli anziani, in cui diciamo, questo muscolo ancora non si è sviluppato, e quindi diciamo, c'è l'incontinenza, ma diciamo, noi normalmente tutte le persone hanno la continenza ano-rettale grazie a questi sfinteri. E proprio lì è il limite di demarcazione. A livello dello sfintere anale, quindi parliamo di patologie soprasfinteriche e sottosfinteriche. Nella parte sottosfinterica, cioè quelle anali, noi abbiamo il carcinoma anale o carcinoma cosiddetto squamoso, che a differenza dell'adenocarcinoma non si deve operare. Quindi è una, tra virgolette, una tranquillità che uno può dare a questi poveri pazienti che soffrono di carcinoma anale, perché risente benissimo del trattamento radioterapico. Quindi il loco. Radioterapico, quindi una terapia radiante che non ha bisogno di chirurgia a meno che non ci sia una invasione loco-regionale, quindi che va verso l'interno, e allora poi bisogna fare un altro tipo di intervento. Ma nella stragrande maggioranza dei casi si risolve in questo modo. Si risolve con la radioterapia, ma deve essere preso in tempo. Per cui purtroppo succede che a volte delle patologie molto frequenti, quali sono le emorroidi, ecco, vengono sottostimate. E allora la preghiera che faccio ai pazienti e ai colleghi di medicina generale, che sono bravissimi e sono coloro i quali coadiuvano il vostro lavoro, sono quelli, il front office numero uno, certo, per i pazienti, che quando c'è una patologia, specialmente in soggetti che superano i 45 anni, di attenzionare questi pazienti, perché a volte c'è una cosiddetta sintomatologia coperta dalle emorroidi che danno un po' di sangue. Per cui bisogna che vengano visitati, una semplice esplorazione digito-ano-rettale, che sappiamo che con la lunghezza di 8-9 cm noi riusciamo a percepire questo male, perché è differente, non è più la mucosa, non sarà più liscia e morbida, ma sarà dura. Ma sarà dura. Ci saranno, specialmente quelli del retto basso, sono tumori a scodella, quindi che sono ulcerati con i margini sottominati, sembra proprio un vulcanello, un piccolo vulcano che è là dentro. E vi ricordo che il 40% dei tumori di tutto il colon retto sono nel retto. E quindi la gran parte sono a portata di dito. Quindi diciamo che è una diagnostica, tra virgolette, semplice. Basta pensarci. Cioè, non dobbiamo andare oltre e pensare ad una rettoscopia come indagine iniziale, basta un'esplorazione all'inizio, quando c'è del sangue, un'esplorazione digito-ano-rettale. Ma il sangue di che colore è? Allora, poiché normalmente l'emoglobina, essendo ossigenata, è di colore rosso, ma se noi la lasciamo un poco all'aria, si ossida, certo, dapprima diventa blu, poi diventa nera, perché il ferro che è contenuto nell'emoglobina cambia di colore, certo, e quindi si ossida. Quello che succede ai nostri balconi, quando noi mettiamo l'antiruggine, poi mettiamo il colore, ma quando questo antiruggine va via, il ferro naturalmente si ossida e quindi diventa prima blu e poi nero. Per cui quando noi vediamo sangue rosso vivo, il percorso che ha fatto è piccolino, quindi sarà breve. E allora fare un percorso di 2-3 centimetri, il sangue rimane rosso. Se invece il sangue viene versato a 10, 15, 20 centimetri, poiché soggiorna nell'ampolla rettale, ha tutto il tempo di cambiare colore. E quindi diventa non proprio nero, ma diventa rosso scuro. E comunque, professore, quando c'è il sangue, o che sia scuro o che sia rosso, è giusto indagare. Mai sottovalutare. Mai sottovalutare. Mai, a qualunque età, specialmente superiore ai 45 anni. Ma c'è una causa ben precisa perché si formi il carcinoma anale oppure no? No. C'è perché per il carcinoma del colon retto lei ha sempre riferito in trasmissione che anche un piccolissimo polipo dopo 10 anni potrebbe essere la causa della formazione di un tumore. E questo è, diciamo, mentre per il cancro del colon retto nel 90 e più per cento dei casi abbiamo un precursore. Papillomavirus per esempio? Un condilomi?
Di condilomie anali? No, No, è difficile. Non sono... mentre per il cancro del colon retto stavo dicendo che nella stragrande maggioranza dei casi, tranne le patologie genetiche come la sindrome di Ringe e altre patologie un po' particolari, traggono origine dalla degenerazione nel tempo del polipo, che oggi è benigno, tra 10-15 anni diventa maligno. Consideri che un polipo può nascere a 40 anni, significa che a 50-55 anni si sviluppa il cancro. Questo si chiama dual time, cioè il tempo che intercorre tra la patologia nata benigna, e la patologia che poi man mano diventa maligna. Ma c'è un'indagine endoscopica anche curativa nei confronti Sì, del... Ah, sì? certamente. Noi lo screening del cancro del colon retto consta di 3 momenti, il primo, secondo e terzo. Il primo è quando vengono fatti il sangue occulto nelle feci. Quindi tramite le farmacie, noi abbiamo un apparato dello screening veramente fantastico. Una catena di montaggio che sta come funzionando. la dottoressa Bosco, la dottoressa Matina, il nostro Come direttore sanitario che ci sta di sopra. Quindi, quindi si chiama primo livello. Se il sangue occulto è positivo, allora si va al secondo livello, che deve essere fatto a breve tempo, massimo entro 30 giorni noi facciamo la colonoscopia. Alla colonoscopia, se riscontriamo un polipo, e quindi passiamo al terzo livello, lo asportiamo per via endoscopica. E quindi già abbiamo quindi risolto il abbiamo problema. raggiunto il nostro obiettivo. Certo. Se invece malauguratamente troviamo un cancro, sicuramente sarà in una fase precoce, non localmente avanzato o che ha dato già metastasi. Quindi allo screening abbiamo solo da guadagnare, anche perché vi garantisco al 100% che la coloscopia è indolore. Oggi non è più, tra tante altre cose, come qualche anno fa, che per la preparazione si somministravano 4 litri di purga. Adesso è solo 1 litro. Il nuovo preparato è mezzo litro. Faceva più paura la preparazione in realtà. Mezzo litro la sera e mezzo litro la mattina. Sì. E il colon è pulitissimo. Perfetto. Perché la sfida non è più quella di andare a trovare un grosso cancro, la sfida è quella di andare a trovare i precursori che sono piccoli, e più pulito è l'intestino con i nuovi endoscopi che l'ASPI ci ha messo a disposizione, grazie ai direttori, che ci ha messo a disposizione. Abbiamo delle colorazioni elettroniche che viene chiamata videoendoscopia, e quindi riusciamo a vedere queste lesioni mettendo queste colorazioni particolari, e quindi riusciamo a capire se è potenzialmente maligno o se è potenzialmente benigno. E allora in questi casi, in ogni caso, noi togliamo per via endoscopica facendo una cosiddetta polipectomia con relativo esame istologico e poi il suo follow up, cioè lo seguiamo nel tempo. Che cosa significa PDTA? Allora, il PDTA è percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale, in questo caso del cancro del colon retto. Ma abbiamo il PDTA per la mammella, il PDTA per la prostata, abbiamo il PDTA per il polmone, quindi il PDTA, che è l'assessorato in seguito a sollecitazione del Ministero della Salute, ha voluto mettere insieme una equipe multidisciplinare. Consideri che oltre al chirurgo c'è lo psicologo. Certo, professore, ormai nel terzo millennio si ragiona così, con la multidisciplinarità, oncologico, e quello ormai è un dato di fatto. Lo specialista di oncologia medica, il radioterapista, l'endoscopista, l'infermiere, il gastroenterologo, il rianimatore. Per cui quando c'è di prendere una decisione è una equipe che si riunisce, si vede e quindi si capisce dalla stadiazione qual è il migliore trattamento da offrire al paziente. È un confronto importante. E ogni volta questo. bisogna fare il verbale. Certo. Noi siamo stati, diciamo, proposti per l'accreditamento per la provincia di Agrigento, tutta la provincia, che consta di 5 presidi ospedalieri, per il PDTA del cancro del colon retto.
perché un operatore deve fare almeno 50 interventi sul cancro del colon retto all'anno, perché si parla ormai di ospedale di volume Certo. dei interventi che si eseguono. E questo, diciamo, nell'interesse di garantire al paziente il migliore trattamento è un percorso, insomma, fatto. Perché non tutti i tumori del colon necessitano di chemioterapia o di radioterapia, ma quelli che sono nel retto medio, sopra anale, quindi a livello tra 7 e 10 centimetri, si è visto che possono dare metastasi al cosiddetto mesoretto, e allora in questi casi è prevista una cosiddetta chemioradioterapia neoadiuvante. Cioè? Neoadiuvante significa da fare prima dell'intervento chirurgico. Quindi abbiamo un paziente con cancro del retto, abbiamo fatto diagnosi di adenocarcinoma, lo stadiamo con la TAC, con la risonanza magnetica, si riunisce il comitato, il team del PDTA, si stabilisce che il paziente deve fare una terapia neoadiuvante, cioè trattamento preoperatorio con il radio e chemioterapia, dopo si rivaluta di nuovo, si opera il paziente, si aspetta l'esame istologico sul pezzo e poi si fa di nuovo la riunione per vedere se deve continuare o meno. E a volte succede questo, che come un miracolo il tumore non c'è più. Quello che sta dicendo è incoraggiante, anche perché le aspettative di vita, quando il tumore è già in uno stato posso fare anche avanzato, nome e cognome senza... Abbiamo un radioterapista, il dottore Michele Bono, e un oncologo, il dottore Savarino, che veramente fanno delle cose meravigliose. È giusto ricordare questo. Volevo farle un'ultima domanda, alla quale ovviamente la prego di rispondere più o meno velocemente, anche perché sono argomenti che non tutti possono comprendere. La chirurgia robotica? Allora, noi stiamo passando dalla chirurgia open, vi ricordate tutti i pazienti, alla chirurgia laparoscopica che, diciamo, ad Agrigento da 5 anni ormai rutinariamente facciamo, quindi il cancro del colon destro, il cancro del colon sinistro, il retto, vengono tutti approcciati per via laparoscopica. Che significa? Significa 4 buchetti, 2 da 10 mm e 2 da 5 mm con il trocaro, e quindi viene asportato il tumore con un protocollo molto semplice che per ristabilire le migliori condizioni nel post-operatorio, in termini tecnici si chiama protocollo ERAS, ma per evitare tutti questi acronimi, protocollo ERAS significa il migliore trattamento del paziente nel post-operatorio. Per cui succede che i pazienti stavano impalati nel letto ai tempi quando io ero specializzando anche 7, 8, 10 giorni, adesso appena escono dalla sala operatoria, dopo 2 ore bevono, dopo 4 ore fanno una leggera colazione, l'indomani mattina hanno tolto il sondino nasogastrico, il catetere vescicale e il drenaggio, si alzano, camminano e in terza giornata sono dimessi. Vabbè, questa è un'evoluzione. La terapia robotica, esemplare. Mi ha fatto la domanda sulla chirurgia robotica. Adesso nei centri, diciamo, del PDTA, dove c'è un alto volume, il Ministero ha proposto la chirurgia robotica. Molti amici miei, diciamo, che fanno il mio stesso mestiere, l'hanno avuto, io ci sono andato, ho fatto già il corso, e sono andato dal direttore generale, il quale, appena ho presentato la documentazione della chirurgia robotica, era entusiasta, e stanno elaborando perché affinché anche nella nostra provincia, che diciamo è l'ultima dal punto di vista dallo stivale, ma è l'ultima come geograficamente, ma spero che non la considerino l'ultima da un punto di vista scientifico assistenziale, e quindi penso che da qui a breve, almeno così mi hanno garantito, avremo anche noi la chirurgia robotica. Sono contentissima. Allora, professore Sciumè, com'è quella frasetta che dice un bravissimo chirurgo, da dov'è che viene fuori? Da un taglio piccolo, un taglio grande? Allora, prima si diceva grande taglio, grande chirurgo, adesso
piccolissimo taglio, grande chirurgo. Grazie, professore Sciumè. E allora, passiamo a un argomento molto interessante, diverso da quello che abbiamo trattato, ma chissà, potrebbe anche addizionarsi nel post, ma visto il post di cui parla il professore Sciumè, qua si guarisce dopo 2 ore, dopo 4 ore si mangia, dopo l'intervento al colon, quindi non credo che ce ne sia necessità, però ecco, la pet therapy, cioè utilizzare gli animali come medicina. Ecco, il primo termine lo dobbiamo modificare, Sì. l'utilizzo. Finché è stata appellata pet therapy era una maniera un po' naif di etichettare gli interventi assistiti con gli animali a scopo terapeutico, a scopo educativo, riabilitativo, a scopo anche comportamentale. Per cui rimanere legati al termine pet therapy non fa giustizia, perché innanzitutto noi non utilizziamo l'animale, utilizziamo la relazione uomo-animale per fini terapeutici. La storia è lunga, abbiamo da Socrate ad Aristotele, abbiamo avuto l'involuzione con Cartesio, che credeva... Ma Ippocrate in tutto questo non c'è, perché lui c'è dappertutto. Sì, anche Ippocrate prescriveva una bella cavalcata come rimedio non solo per lo stress, ma anche per piccoli disturbi di vario tipo. Quindi i greci erano abbastanza avanti e noi siamo greci, in fondo lo siamo anche greci. E dopo c'è stato Cartesio che invece ha deciso che l'animale non era un essere senziente, non provava sentimenti, non provava dolore, eccetera, eccetera, e questa visione per un po' ha accompagnato la storia dell'uomo anche nel suo progresso scientifico. Ha condizionato anche il rapporto uomo-animale. Più recente, perfetto. Un po' rimane nelle forme di allevamento intensivo dove vengono sfruttati eccessivamente questi animali e non si considerano anche le conseguenze per l'uomo di questa mancanza di considerazione dell'essere senziente, dell'essere animale. Del resto animali sono loro, animali siamo noi. Ma qui si sta parlando, dottore, mi scusi se la interrompo, sì, non di mancanza di sensibilità da parte degli animali, ma mancanza di sensibilità da parte dell'uomo. Dell'uomo, è chiaro. Per cui l'animus, il soffio vitale, ce l'abbiamo entrambi e in comune abbiamo appunto questo. È una relazione corretta, è guidata nel caso terapeutico, guidata da un'equipe multidisciplinare, per ricollegarci al discorso di poco fa, dove c'è il medico o lo psicologo, c'è il paziente, c'è un percorso riabilitativo che si avvale come coterapia degli interventi assistiti con gli animali, quindi chiamiamola terapia, quindi il termine therapy va bene nell'uso greco. Ma non ho sbagliato io, No, cioè no, la no, dicitura è quella infatti che... ora li chiamiamo interventi assistiti con gli animali perché è una coterapia, Sì. anche quando c'è un paziente, un danno e un percorso che viene riabilitativo che viene monitorato. Quindi abbiamo il livello più alto che sono le TAA, terapie assistite con gli animali, e poi abbiamo un livello diciamo meno complesso anche dal punto di vista organizzativo e autorizzativo, che sono le EAA, educazione assistita con gli animali. Si parla di educazione comportamentale soprattutto per individui che hanno delle disabilità di grado lieve, e poi si parla di AAA, attività assistite con gli animali, che vanno bene per tutti, ma che in fondo hanno l'obiettivo non solo di essere svolte insieme a chi ha qualche disabilità, ma anche di avvicinare l'uomo a quello che è il suo vero stato naturale, a conoscere meglio l'ambiente che lo circonda e gli animali. Quindi diciamo che il termine pet therapy era un unico termine ad ammasso, sì, che includeva tante cose ma non dava una definizione dei ruoli sia da parte dell'uomo sia da parte dell'animale. Sì, ed era lasciato molto alla libera iniziativa o al genio anche di alcune persone che per genio carità... nel senso genio sfottuta o no, genio... No, genio nel senso intelligenza, nel capire
capire come, faccio un esempio, nella seconda guerra mondiale in Francia qualcuno si accorse che i traumatizzati dalle bombe e dai traumi della guerra praticamente ricevevano giovamento con un rapporto con gli animali. Poi abbiamo avuto la fase dell'ippoterapia. Allora, infatti, volevo chiederle, cioè, ma quali sono gli animali che si prestano a tutte queste coadiuvare funzioni, mansioni, terapia, medicina, ecco, per capire? Ecco, gli Non animali sono tutti. non sono tutti e non sono tutti gli animali domestici. Innanzitutto devono essere animali domestici. Qualcuno ha voluto introdurre animali selvatici, ma lì la forzatura sarebbe eccessiva. Non possiamo costringere un animale selvatico ad avere una relazione con l'essere umano quando normalmente vive libero in natura. Quella è una violenza che noi facciamo verso gli animali. Ricordiamo che c'è una carta internazionale di Lisbona per i diritti degli animali, per cui che sono ben elencati e riconosciuti in Anche noi abbiamo una legge Brambilla che però spesso non viene rispettata, sì. dottora Laimo. Sì, io ho un amore particolare per gli animali, quindi ci tengo a quello che sta dicendo tantissimo. E poi per quanto a parte i diritti degli animali, diciamo che gli animali principali sono il cane, perché c'è stato un animale elettivamente compagno dell'uomo in tante occasioni. Ricordiamo, partiamo da Arga. Accompagnatore del cieco, noi sì, lo ricordiamo così. Come accompagnatore del cieco, come colui che ha riconosciuto Ulisse dopo tanti anni di assenza. Insomma, la storia è abbastanza lunga, rappresentato in varie forme, sempre in compagnia con l'uomo. È stato cacciatore, l'ho avvertito dell'assalto delle fiere quando l'uomo era nelle grotte, ecco da cosa è nato il rapporto, e quindi il cane è l'animale d'elezione. Poi c'è anche il gatto, ma il gatto che è un animale ancora un po' selvatico, è un po' selvatico, molto indipendente. Sono solo 12.000 anni che è con noi, quindi dobbiamo ancora far passare il tempo, speriamo che ci sia. E poi anche il coniglio. Io non sono molto d'accordo personalmente perché il coniglio è un animale preda e si stressa troppo. Ecco, infatti, dottora Laimo, ma gli animali, allora noi quando guardiamo i vari video dove i cani vanno in ospedale per aiutare i bambini nella riabilitazione o anche soggetti adulti, insomma i cani che vengono usati, è un verbo bruttissimo. La però, correlazione. Ecco, esatto, ecco. E noi ci siamo sempre chiesti, ma sono degli animali felici, dottora Laimo? Ecco, per quello c'è tutta un'organizzazione e c'è anche una normativa che è nata prima in Europa, appunto in Italia. E nel 2007 c'è stata la prima legge sulla pet therapy, poi nel 2015 è uscito il regolamento delle iniziative assistite con gli animali e è stato istituito il Centro Nazionale di Referenza presso l'Istituto Zooprofilattico del Veneto. Questo centro non ha una semplice carica onorifica, ma raccoglie notizie e fa formazione per quanto riguarda gli interventi assistiti con gli animali. Tutto quello che succede in Italia su questo argomento deve confluire al Centro Nazionale di Referenza, per cui ci sono degli elenchi che sono pubblici sul sito Digital Pet. Uno si può accertare se una persona ha avuto la necessaria formazione per poter svolgere quel tipo di attività, se un centro è un centro specializzato con animali residenziali ed è autorizzato, oppure se è un centro non specializzato ma è accreditato lo stesso, oppure no, perché spesso e volentieri nascono delle insegne, degli annunci, delle cose speculative sicuramente, sulla e questo volevo anche dare come dire, una dritta ai dirigenti scolastici che quando fanno un PON, un progetto operativo, praticamente devono tenere con gli animali, che prevede l'utilizzo della relazione con gli animali, anche se solo a carattere di AAA, attività assistite con gli animali, devono stare attenti che venga svolto non solo da personale formato e che abbia i titoli, il coadiutore del cane, ma anche il responsabile
scusate, il responsabile del progetto, ma loro stessi, se fanno questa attività a scuola, devono comunicare in quale spazio viene svolta questa attività, perché deve essere uno spazio che garantisca il benessere animale, nel senso ci sia uno spazio per il relax, per il rilassamento. Cioè quindi... praticamente quello che io sto comprendendo da ciò che dice, come noi esseri umani, uso un termine improprio, possiamo essere disturbati psicologicamente, sì. Anche un animale potrebbe essere, quindi va attenzionato, come lo psicologo va in terapia con un altro psicologo, sì. Ecco, dico, cioè bisogna attenzionare anche di tanto in tanto l'animale per capire e conoscere, studiare il suo stato mentale, la sua serenità. Allora, l'animale dapprima viene valutato o dal veterinario comportamentalista, come sono io per esempio, oppure dal veterinario esperto in IAA, il cui elenco, e lo sono anche, il cui elenco risulta al sito Digital Pet. Differenza un attimo, non, sì. Non dimentichi quello che sta dicendo. Che differenza c'è fra veterinario, come ha detto? Comportamentalista e psicologo degli animali? Ecco. No, no, lo chiedo. È una categoria differente. È vero che noi, innanzitutto noi facciamo terapie. Anche mediche, somministriamo farmaci, non facciamo solo una riabilitazione educativo-comportamentale, quindi una cosa viene accompagnata dall'altro, quindi già non siamo semplicemente lo psicologo degli animali, noi cerchiamo di capire qual è lo stato emotivo oltre che caratteriale dell'animale. E se è basato su patologia organica, sì, allora sì, a quel perfetto. punto come psichiatra e psicologo, ecco. No, nel senso che il medico psichiatra può somministrare farmaci. Sì, noi possiamo somministrare, no, da medico ecco, posso somministrare farmaci. Ecco, ecco. Quindi stavamo facendo questo percorso per capire il benessere mentale di un animale. Un animale potrebbe essere imprevedibile, no? Sì. Potrebbe scocciarsi, potrebbe irritarsi, potrebbe ad un certo punto perdere la pazienza. Ne parliamo come è un essere umano vivente, no? Però in questo caso molto dipende sia dallo sviluppo comportamentale, dalla prima infanzia, soprattutto i primi 3 mesi. Ci sono altri fattori che incidono come la razza, ma anche dallo sviluppo interspecifico, cioè dalla relazione con l'uomo, che lo può orientare la crescita in maniera corretta oppure scorretta, perché spesso l'uomo, lo dobbiamo dire, proietta sull'animale delle idee che non vanno assolutamente bene. Cioè impone dei comportamenti. Impone dei comportamenti o condiziona dei comportamenti che invece dall'animale sono vissuti con sofferenza. Ecco perché, ritornando all'attività assistita con gli animali, l'animale non può lavorare più di mezz'ora. Deve essere fatto riposare, deve essere prima valutato, deve essere portato a quella relazione gradualmente e non di colpo, perché è un ambiente nuovo, loro sentono molto gli odori che incidono molto sulla loro psiche, perché se sentono odori di altri animali oppure odori per loro negativi, è chiaro che in quel caso si innervosiscono. Noi non dobbiamo pensare che tutto avvenga con gli occhi, loro hanno dei polpastrelli con cui, no, dei cuscinetti plantari, pardon, facevo una proiezione, con cui esplorano il terreno, sentono molto i feromoni, quelli che noi ormai abbiamo perso di sentire, come ci siamo allontanati. L'abbiamo persi per età o l'abbiamo persi perché il genere umano si è evoluto in tal senso? Allora l'organo di Jacobson, che è qua sotto, praticamente è regredito. Era una battuta, e non ci consente più di sviluppare questo tipo di comunicazione, perché poi di comunicazione si tratta alla fine. Ma questi animali, dottore Raimo, allora li abbiamo identificati, quindi asino, cane, cavallo, gatto per me però è consentito, sia il gatto sia il coniglio. Io mi sono fatto l'autore di una proposta in un convegno nazionale, volevo inserire la capra girgentana. Perché? Aspetti, però le devo dire una cosa, la capra girgentana.
Una volta mi è stato raccontato, siccome il cavallo è un animale molto sensibile, emotivo, soffre la solitudine, il contadino usava, non so se lo fa ancora, mettere la capra legata accanto al cavallo, perché siccome la capra è curiosa, il cavallo la guarda e si distrae e trascorre la sua giornata. E si tenevano compagnia. Infatti nelle nostre case 50 anni fa, fino a 50 anni fa, quando il contadino tornava col cavallo e la capra, poi li metteva nella stalla accanto magari alla sua abitazione, non sono più questi i tempi, ma lo faceva anche per fare stare tranquillo il cavallo, perché essendo un animale molto nevrile, difficilmente poteva essere controllabile. Sì, e allora la capra, lei ha proposto la capra, ma per l'uomo? Allora, perché la capra girgentana? La capra girgentana, appunto per quel motivo, ha sviluppato un'attitudine a stare con l'uomo superiore a quella delle altre capre, perché producendo anche un latte molto delicato, molto digeribile, molto simile a quello della, la capra girgentana, molto simile a quello della donna, non me ne vogliate, come composizione, diciamo, e digeribilità. Per cui tutto questo, noi siamo stati da piccoli, venivamo allevati col latte della capra girgentana appena munto, quindi anche questi ricordi, per chi ce li ha, facilitano il rapporto con questo animale. Quindi questo animale, stando in casa di fatto, ha sviluppato l'attitudine di stare con l'uomo in maniera quasi affettuosa, da pet. È diventato un pet di fatto. E come può essere insomma, utilizzata, non so quale altro verbo utilizzare, cioè come la capra? Come? Allora, la relazione con la capra può essere utilizzata appunto in attività assistite con gli animali, ma a parte questo, io ho avuto delle esperienze con le scuole, ho portato i ragazzi delle scuole anni fa, non solo a conoscere ma anche a mungere la capra girgentana. Allora aspetti, dottore, quindi perché noi dobbiamo capire un po', noi siamo fermi ai video, ai link sui social che girano, cioè tu stai col cane, poi te lo abbracci, te lo baci, c'è un riconoscimento reciproco di affettuosità. Con la capra mi chiedo qual è la terapia per aiutare chi ha delle disabilità, dei disagi mentali o fisici, che dir si voglia o si tratti, si può abbracciare una capra? Allora, per ogni terapia si parte da un approccio graduale, prima da una conoscenza magari mediata prima da immagine o da altro, e poi da il primo approccio visivo con l'illustrazione di tutte quelle che sono le caratteristiche di quell'animale. Dopodiché, se la capra è stata abituata a stare con l'uomo, viene da sé poi accarezzarla, mungerla, portarla, quindi fare dei lavori di mungitura, portarla anche al guinzaglio per certi versi, sì, perché è un animale tutto sommato che si abitua facilmente a questo tipo di rapporto. Ed è un animale dal quale l'animale traspara affettuosità verso l'uomo, cioè è capace di donare affetto? Sì, come verso l'uomo, verso... Ecco. Noi l'avevamo. Ecco. Esatto. Il professore può parlare mia madre l'aveva e tutti e 5 figli ci ha allevati con il latte della nostra capra. Ma questa è una gran bella cosa. Affettuosissima. Affettuosissima. Ecco, molte cose noi non le sappiamo. Per esempio, dottora Laimo, gli asini sono buonissimi. Una specifica, ecco. Le asine, ecco. Specifichiamolo perché, ma infatti la domanda che volevo farle io stava proprio lì, il tranello. Ecco, però si sono anche sentiti casi di violenza, di risposta aggressiva da parte dell'asino. A questo punto so che è maschio, quello a cui mi devo riferire. Noi abbiamo perso un amico per questo, è stato massacrato da un asino, non ne abbiamo capito ovviamente la motivazione, però sappiamo che si dice sono rancorosi e ricordano qualcosa. Non solo gli asini, per carità, anche altri equidi, il mulo, lo stesso mulo, ma anche il cavallo, difficilmente dimenticano. E quando parlavo della valutazione dell'animale, l'animale va valutato nel suo sviluppo. Se un animale viene, tra virgolette, domato, quella doma incide negativamente nel suo sviluppo comportamentale perché è una violenza. Se invece viene educato a stare con l'uomo e non
domato con la forza, quell'animale difficilmente sviluppa comportamenti aggressivi. Però, c'è un però, l'asino in generale, non sono tutti i soggetti così, molto territoriale. Ecco, quindi protegge quel che so, magari proteggeva qualcosa. Non solo protegge il suo ambito, ma in particolari situazioni riferite a quella situazione c'erano tanti fattori, tra cui il buio, l'avvicinarsi col buio, con una lampada, ricordiamo tutti la storia, quindi nella testa di quell'animale chi si avvicinava non era la persona che è stata poi aggredita, sì, e che conosceva e che magari avrebbe potuto riconoscere con l'odore una volta più vicino. Vedeva un'immagine minacciosa, una luce minacciosa che si avvicina. Per cui a volte l'inconsapevolezza può portare... La nostra ignoranza nel rapporto con gli animali può portare a delle tragedie. Dottora Laimo, le devo fare una domanda. Domare che cosa vuol dire? Rimproverare o punire un animale? Ma domare, alla doma, se parliamo di educazione, io sono d'accordo, nel senso di educare l'animale a interagire con noi nella maniera più corretta. Se parliamo di doma come violenza per mettere su quell'animale la sella o il morso o altro, quella ormai andrebbe abolita. Sì, però voglio dire, magari ci si proietta verso gli animali con un atteggiamento sbagliato, sì, magari il rimprovero, urlare, imporre, dare la bacchettata, gesticolare, se non stanno, anche gesticolare, perché alla loro visione questo gesticolare nostro viene interpretato come una forma di aggressione, no? Sì, consideriamo una visione diversa da quella nostra. La nostra è frontale, è molto meno grandangolare. Se mettiamo gli equidi, loro hanno una visione quasi a 360 gradi, cioè non coprono solo la parte, io dico la groppa, in maniera che non vedono chi ci sta sopra e non lo possono buttare giù. Questa è una considerazione scherzosa, però oggettivamente c'è anche questo: sanno di avere qualcuno sopra, ma non sanno l'entità di quello che sta accadendo. Allora, dottora Laimo, che differenza c'è tra ippoterapia e onoterapia? Allora, l'ippoterapia è una pratica consolidata da più di un secolo. È partita con i militari, che si sono accorti appunto che si potevano riabilitare i soldati traumatizzati, ma è partita con chi aveva delle disabilità fisiche soprattutto e neuromotorie. Quindi ha una codifica che è stata anche coltivata bene dalla nostra Croce Rossa. La Croce Rossa italiana ha un centro di ippoterapia che veramente è uno dei primi nel mondo. L'onoterapia è, chiamiamola, l'attività assistite svolte con l'asina, cioè attività terapeutiche o educative o attività assistite semplici che si stavano nel rapporto con l'asina, insegnando a chi ne usufruisce di questo rapporto la comunicazione di questo animale, quindi a non compiere innanzitutto errori comunicativi, a camminargli accanto, perché mentre sul cavallo saliamo facilmente, ormai col cavallo c'è questo tipo di rapporto, con l'asina no. L'asina è un animale che ci sta accanto, magari porta il basto con i viveri, con le scorte, infatti si parla di trekking someggiato, ormai si usano questi termini derivati dall'inglese, quindi trekking someggiato con cui svolgere un percorso che può essere terapeutico, perché è rilassante sicuramente, perché ci dà sicurezza, anche nei viottoli più stretti, perfino in montagna, l'asina non solo segue, ma difficilmente si fa prendere come il cavallo dall'ansia. Ecco. Questa è una cosa che si può fare, col cavallo è meglio stare dentro il maneggio, mentre oppure in un campo, cavalcare. È più pauroso forse il cavallo? Sì, a me hanno anche detto che quando un cavallo salta l'ostacolo, se dovesse cadere, farsi male, bisogna immediatamente rifargli saltare l'ostacolo, altrimenti non lo salterà mai più per la paura che subentra. Sì, questo può succedere, però può succedere anche il trauma opposto.
dipende molto dal cavallo. Per quanto riguarda l'asino, diciamo che ha un'amigdala meno sviluppata. Parolone, amigdala, no? E quindi ha un senso della paura meno sviluppato, è più tranquillo. Sì, ecco sì, come. sì. È meno... Perché asina e non asino? Asina perché l'asino è territoriale, perché l'asino è molto aggressivo, anche se ha avuto un corretto sviluppo comportamentale, deve fare il lavoro di asino. Mentre l'asina è più adatta a lavorare con l'uomo, con cui da sempre in qualche modo convive. Noi eravamo identificati con gente che camminava con gli asini una volta, ma Goya Arnaro ha lasciato un quadro dove c'è una stampa, non so cosa sia, ma l'ha lasciata lui, dove Giufà e suo figlio si portano l'asina sulle spalle. Come la porta. Allora, chiudi la porta, non so come fosse la battuta, insomma, Giufà ha portato con sé la porta. Un'ultima domanda, allora, rifacendomi sempre agli animali, sicuramente noi conosciamo molto i cani, no? Accompagnatori, amici di sempre, fedeli all'uomo, ecco, a volte immeritevoli veramente dell'essere umano, alcuni animali di questa razza. Ma i cani piccoli vengono utilizzati nella terapia perché di solito noi vediamo Golden Retriever, Pastori Tedesco, Labrador, però non i cani piccoli. Allora, il Golden come il Labrador sono animali, e non tutti Labrador, perché già si fa una prima selezione spesso dal colore del mantello, perché ci sono dei caratteri somatici che già ci dicono che non va bene, che ci possono indicare che l'animale può essere iperattivo, e un animale iperattivo nelle terapie assistite con gli animali non può andare. Quindi sono gli animali di elezione, però qualsiasi animale che ha avuto, qualsiasi cane che ha avuto un corretto sviluppo comportamentale, se ha un coadiutore del cane con la formazione certificata dal Centro Nazionale delle Venezie, praticamente può svolgere questa attività e poi deve essere controllato periodicamente dal veterinario esperto in IAA oppure dal veterinario comportamentalista. Cioè il veterinario esperto nel comportamento o il veterinario comportamentalista o il veterinario esperto in iniziative assistite con gli animali, interventi assistiti con gli animali, scusate. E quindi comunque è il cane grosso, anche lui ha avuto la formazione idonea a fare questo tipo di lavoro. Il cane grosso può essere più utile perché non solo sostegno, ma nell'abbracciare un cane grande, la sensazione, tutte le connessioni neurologiche che si creano tra l'uomo e l'animale sono tali che possono generare meglio un effetto benefico. Ma non è solo con l'animale, anche l'essere umano. Quando si abbraccia una persona molto magra, insomma, ti perdi, no? Invece una persona che sta bene nella sua carne, ecco, ti dà questo apporto calorico, fisico, di protezione e di affetto. Però c'è da dire un però, se io non conosco un cane e l'abbraccio, il cane vede questo come una violenza, come un'aggressione, e quindi può reagire. Quindi nella normalità questo non si deve fare impunemente, si deve fare solo con gli animali conosciuti o quando c'è una relazione guidata. Perfetto, grazie dottora Laimo. Concludiamo, le faccio un'ultima domanda, un po' così. Allora, ma voi veterinari, medici veterinari, l'avete trovato poi alla fine dal 1965 che ci lavorate un vaccino contro il coronavirus? Perché anche voi avete questo flagello, no? Noi che ha causato... l'abbiamo utilizzato in diverse specie animali. Purtroppo arrivava tardi perché per fare un vaccino secondo la maniera tradizionale ci vuole un tempo tecnico che non lo dica dottora Laimo, non lo dica, perché in questi 2 anni questo fatto che la scienza medica abbia accelerato, ma in pandemia, in emergenza, la sperimentazione ha creato tanti dubbi, ha generato Novax. Io dico che siamo fortunati. Voi siete stati fortunati ma anche sfortunati, perché negli animali il coronavirus è stato ha fatto stragi in diverse specie animali. Esatto, gastroenteriti emorragiche, morti nei gatti, insomma
insomma, problemi nei conigli, nei suini, nei vitelli, sì, dovunque, ecco, dovunque, perché è un virus che ha queste caratteristiche. Non siete riusciti voi a fabbricarlo? No, siamo riusciti. Nei cani si praticava la vaccinazione per il coronavirus. Sì. Però poi a un certo punto questo virus cambiava al punto che non era più necessario praticare questa vaccinazione. Vabbè, insomma, speriamo che noi ci fermiamo all'Omicron, ecco. Se non fanno connubi con altre consonanti dell'alfabeto greco. Però devo dire una cosa, la nostra azienda, a proposito di attività assistite con gli animali, ha cominciato a Antesignana, prima ancora del regolamento nazionale, ha cominciato con attività alle CTA, e poi con il cane parecchi anni fa, e poi addirittura ha avuto finanziato dalla Regione Sicilia il progetto Lucignolo, che è un progetto di onoterapia che è durato 2 anni, che ha creato le equip multidisciplinari con gli psichiatri, gli psicologi e i fisioterapisti. Ma Lucignolo perché? Perché fu trasformato nella fiaba in asino? Sì, Lucignolo perché il nome, lo stesso Lucignolo è stato generato da Collodi ricordando Lucio di Apuleio, quindi la trasformazione nell'asino, che però ha permesso all'uomo poi di rigenerarsi, quindi questa, come dire, ibridazione, quante cose che stiamo imparando, questa ibridazione, diciamo, fa parte della nostra cultura. Veramente. In qualche modo. Grazie per queste informazioni. Un messaggio, noi terminiamo così le nostre trasmissioni, un messaggio a chi ci sta ascoltando, ma soprattutto nei confronti dell'amore per gli animali, dottore Alaimo. Amiamo gli animali per quello che essi sono, non per quello che per noi rappresentano. È difficile questa cosa da interpretare, dottore Alaimo, aspetti, amiamo gli animali per quello che sono, ma non per quello forse che noi pretendiamo debbano essere. Sì. Forse è questo, esatto, ecco, adesso io ho dato una traduzione estemporanea. Sì, sono d'accordo. Grazie, dottore Alaimo. E allora, professore Choumet, un messaggio, abbiamo in programma un qualcosa di importante. Ritorneremo ai nostri convegni, ritorneremo ai nostri congressi? Sì, spero proprio di sì, perché l'anno scorso non l'abbiamo potuto fare, non l'abbiamo potuto realizzare, e quindi il terzo congresso, o per meglio dire il corso monotematico sul trattamento, corso di aggiornamento monotematico sul trattamento del cancro del colon retto anale, sia per gli infermieri che per i medici, dallo scienziato allo specialista al medico di famiglia, che per noi rivestono una funzione estremamente importante. Verranno scienziati da tutto il mondo, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, e i cui presidenti onorari sono il professore Claudio Cordiano, un professore emerito dell'Università di Verona, e il professore Pietro Leo, che è professore emerito dell'Università di Palermo. Questo quando? Questo alla fine della pandemia, perché sta arrivando la fine. Già è stato stabilito il 13 e il 14 di maggio, quindi sono invitati non solo i medici, ma tutti i pazienti, operatori del settore sanitario, tutti i pazienti e tutti coloro i quali si occupano di screening, e anche l'utenza, che sono quelli per cui queste cose noi le facciamo. Comunque la mia partecipate in massa. In massa. E comunque la mia battuta a fine pandemia era un augurio, per dire, ecco, ricominciamo con la divulgazione medico-scientifica e lo facciamo con la fine di tutto e l'inizio di una 13 e 14 maggio. Grazie professore Choumet. Io allora vi saluto, grazie per quello che avviene, grazie per aver vaccinato nella nostra nazione il 19,5% dei ragazzini dei 5 agli 11 anni, il 2,9% ha già completato la seconda dose dopo 21 giorni, l'86,7% ha completato la dose booster, grazie, e io concludo dicendovi, mi raccomando, fiducia nella scienza medica. Grazie e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky,
shine or come rain, I'll be by your side.